La Sicilia torna prima in Italia, record di nuovi casi, 10 bambini positivi a Burgio, frequentano tutti la stessa scuola, impennata di certificati medici, sono tutti malati di Green Pass, Messina, la provincia ultima in Sicilia per percentuale di vaccinati. Nei testa a testa di Favara, Porto Empedocle e Canicatiglia, aspiranti sindaco, hanno come avversario un Di Mauriano. La procura di Agrigento pizzica nuovi furbetti del reddito di cittadinanza. Sono tutti residenti fuori Italia. Detenzione abusiva, omessa denuncia e custodia di armi. Denunciati 2 favaresi. Furto con scasso in un ristorante di Agrigento. Finanziata nuova campagna di scavi al Teatro Ellenistico di Agrigento. Giovedì prossimo, 21 ottobre, convegno all'Ordine degli Ingegneri. Settimana dell'alimentazione all'Istituto Montalcini. Più di 300 bambini in bicicletta per una manifestazione all'interno del Parco della Valle dei Templi. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo di coronavirus perché la Sicilia torna prima in Italia, record di nuovi casi, 10 bambini che frequentano la scuola dell'infanzia elementare e media dell'Istituto Comprensivo Angelo Roncalli di Burgio sono tutti risultati positivi al Covid-19. Gli alunni, tutti al di sotto dei 12 anni e dunque appartenenti a quella fascia di popolazione che non è stata vaccinata, sono residenti del vicino comune di Villafranca Sicula, che da Burgio dista appena 2 chilometri. Arturo Cantella. Sono 22 nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in provincia di Agrigento nella giornata di ieri. A dirlo è il quotidiano bollettino diffuso dall'ASP. Di questi solo uno è ricoverato e fortunatamente non si registra nessun nuovo morto. 26 sono invece i nuovi guariti. Negli ospedali in degenza ordinaria e subintensiva del Fratelli Parlapiano di Ribera, centro Covid, restano solo 3 ricoverati, più 1 rispetto a ieri. 3 invece, dato stabile, le persone che si trovano in terapia intensiva. Intanto parliamo di quanto è successo ai 10 bambini che frequentano la scuola dell'infanzia elementare e media dell'Istituto Comprensivo Angelo Roncalli di Burgio, risultati positivi al Covid-19. Gli alunni sono del vicino comune di Villafranca Sicula, che fa 1350 abitanti, che da Burgio dista appena 2 chilometri. È stato proprio il sindaco di Villafranca Sicula, Domenico Balsamo, a dare la notizia alla cittadinanza, non nascondendo il timore che evidentemente con i contatti all'interno delle rispettive famiglie di questi ragazzini la situazione rischia seriamente di peggiorare. Al momento i positivi a Villafranca Sicula sono 13, tra i quali 10 bambini. Tutti i nuclei familiari interessati sono tuttora in isolamento fiduciario all'interno delle rispettive abitazioni. Gli alunni delle classi della scuola di Burgio, frequentati dai bambini risultati positivi sotto dei 12 anni e dunque appartenenti a quella fascia di popolazione che non è stata vaccinata, sono in quarantena. L'attività scolastica si svolge in DAD. In ogni caso il dirigente scolastico dell'Istituto Roncalli, Vito Ferrandelli, ha già disposto la sanificazione urgente dei locali e giovedì 21 ottobre l'intera popolazione scolastica sarà sottoposta a screening. Se non mettiamo in campo le attività di prevenzione rischiamo la zona rossa, ha concluso il sindaco preoccupato di Villafranca Sicula. E intanto l'ufficio scolastico regionale, in tema sempre di scuola, comunica che nella settimana dal 4 al 10 ottobre nelle scuole siciliane gli alunni positivi nella scuola dell'infanzia erano lo 0,12%, nella primaria lo 0,18% in quella di secondo grado e in quella di secondo grado lo 0,12%, su un totale di 597.103 alunni, 908 erano positivi, appena lo 0,15%. Questo è il rapporto medio alunni positivi su classi in quarantena, è inferiore a 1, cioè evidenzia che non sono presenti situazioni di cluster di contagi delle scuole, come afferma l'ufficio scolastico. L'incidenza degli alunni positivi risulta essere dello 0,15%, in diminuzione rispetto al dato medio delle rilevazioni che lo scorso anno scolastico era pari allo 0,30%. Con l'entrata in vigore del Green Pass obbligatorio al lavoro si registra un'impennata di certificati per malattia, ma attenzione a cosa si rischia. I dettagli nel servizio.
E così entra in vigore il Green Pass obbligatorio sui luoghi di lavoro e sale il numero dei certificati di malattia presentati in tutta Italia, con un grande incremento soprattutto in Sicilia. Con l'entrata in vigore venerdì 15 ottobre della certificazione verde obbligatoria per i lavoratori del settore pubblico e privato, alle 17 di venerdì 18 ottobre l'INPS ha registrato nel territorio nazionale 152.780 certificati di malattia, numeri che fanno segnare un incremento del 14,6% rispetto ai 133.270 raccolti alla stessa ora il lunedì precedente. Questi i dati comunicati direttamente dall'Istituto Nazionale di Previdenza. Già venerdì 15 ottobre, alla fine della giornata che ha segnato il debutto ufficiale del Green Pass per tutti i lavoratori, era stato rilevato un aumento tra il 22 e il 23% dei certificati di malattia rispetto al venerdì precedente. In totale erano stati 94.191 lavoratori ad aver presentato un certificato medico per segnalare il proprio stato di malattia rispetto ai 76.851 del venerdì precedente, un aumento inferiore alla media ma comunque alto tra i lavoratori pubblici, più 18,3%, superato però da quello relativo ai lavoratori privati tutelati, più 21,1%, mentre l'incremento si è fermato al 10% per i lavoratori classificati dall'INPS come non tutelati, che per legge non ricevono l'indennità di malattia. Numeri sospetti. L'Ordine dei Medici aveva lanciato un monito ricordando che non è possibile farsi rilasciare certificati medici per telefono perché si concedono solo dopo visita in presenza, come prescrive la legge, e per quali rilasciati sono state eseguite tutte le regole. Notevole il numero dei certificati di malattia presentati sull'isola siciliana, al punto che la Federazione Regionale dei Medici di Medicina Generale ha inviato una nota a tutti i suoi iscritti per chiedere di segnalare gli eventuali casi anomali alla Digos e all'Ordine dei Medici. Silvano Scotti, segretario nazionale della Federazione, principale sindacato dei medici di famiglia, era intervenuto per sottolineare: nessuna responsabilità di medici, al massimo è il cittadino che truffa il medico. Semmai, aveva aggiunto, sono stati sottovalutati gli effetti del meteo e dell'epidemiologia e non si può confrontare il venerdì di questa settimana con il venerdì scorso, quando climaticamente eravamo ancora in estate. Pertanto, visto l'abbassamento delle temperature e i primi casi di influenza, considerare le due giornate sullo stesso livello non è scientifico. In più, alcuni di questi lavoratori in malattia potrebbero essersi vaccinati contro Covid-19 in questi giorni e aver sviluppato dei leggeri effetti collaterali con la febbre. Sono troppe le variabili per dire che si è trattato di un aggiramento del Green Pass. E la provincia di Messina, ultima in Sicilia per percentuale di vaccinati. Vediamo. Purtroppo la provincia di Messina è ancora indietro rispetto non solo alla regione siciliana, ma insomma rispetto al territorio nazionale. Tutto sommato bisogna registrare che alcuni movimenti in positivo nei comuni che si potevano considerare un paio di settimane fa zone ad alto rischio, cioè avevano la potenzialità per divenire delle zone ad alto rischio, è nettamente migliorata. Adesso da quella cerchia di 21 comuni siamo passati a 10 comuni, quindi 11 si sono mossi in maniera più celere. Questo va a merito evidentemente anche dei loro sindaci, appunto, che essendo massime autorità sanitarie locali hanno preso in mano la situazione, hanno fatto sì che ci sia un'accelerata notevole in quei comuni che erano rimasti fondamentalmente indietro. Questo lo notiamo dai report che la regione ci ha inviato, che c'è stato un certo movimento. Poi l'arrivo del Green Pass obbligatorio ha certamente indotto la maggior parte di quelli che erano ancora dubbiosi se vaccinarsi o meno ad andare incontro alla campagna vaccinale. La Regione è sempre molto vigile e attenta, soprattutto nei confronti dell'azienda e della provincia di Messina, perché in realtà ancora i risultati non sono in linea con quelli che si auspica, appunto, ovviamente la Regione, di portare in fretta alla soglia, come dicevo, dell'80% le prime dosi nella popolazione. Però una serie di altri parametri in questo momento ci sono a favore, come la diffusione dei contagi, l'indice di positività e l'occupazione dei posti letto sia delle terapie intensive che dei reparti ordinari, che sono molto
molto bassi, tanto che in queste giornate, penso fra domani e dopodomani al massimo, abbiamo intenzione di riaprire le attività ordinarie l'ospedale di Barcellona, che è stato dichiarato ospedale Covid, se vi ricordate, un paio di mesi fa, quando appunto sopra la fine di agosto eravamo con un tasso di contagi in aumento e un tasso di positivi notevolmente fuori controllo. La questione dei medici, del personale sanitario che non ha ricevuto il vaccino, anche qui voi avete dato un'indicazione chiara, come state proseguendo? Sì, noi abbiamo sospeso tutti quelli che non si sono sottoposti al vaccino del mondo sanitario, sia medici, infermieri, tecnici, eccetera, quindi un pochino su questo siamo stati abbastanza rigidi, proprio perché la norma deve essere rispettata e poi perché sarebbe veramente inconcepibile che chi lavora nell'ambiente sanitario non si sottoponesse al vaccino, potendo offrire delle cure ad altri cittadini che si rivolgono a noi per avere appunto il loro bisogno di salute e quindi essere data da questo da soggetti che non sono a sua volta vaccinati, sarebbe veramente da irresponsabili, quindi su questo la mano è abbastanza ferma e le sanzioni continueranno verso i colleghi che non si sono appunto voluti vaccinare. Ovviamente sono fatti salvi solo quelli che per motivi di salute hanno avuto un esonero dalla vaccinazione e su quelli si sta andando avanti senza alcuna sanzione. Altra cosa è quella di pensare che noi si possa ricollocare tutti quelli che non hanno ricevuto il vaccino per motivi di scelta loro o praticamente in zona a basso rischio biologico. Ovviamente appunto questo non è pensabile, non esiste rischio biologico zero né all'interno degli ospedali né all'interno degli uffici amministrativi, quindi è una richiesta che non troverà accoglimento. Il sostituto procuratore della Repubblica Chiara Abisso ha notificato l'avviso di conclusione indagini a carico di 8 persone che adesso rischiano il rinvio a giudizio. L'inchiesta riguarda i cosiddetti furbetti del reddito di cittadinanza. Avranno 20 giorni di tempo per depositare memorie o atti o farsi interrogare dal pubblico ministero per evitare la richiesta di rinvio a giudizio. Secondo le ipotesi accusatorie della Procura di Agrigento, gli indagati, tutti residenti all'estero, avrebbero fatto rientro in Italia per incassare il reddito senza però averne titolo. Uno dei requisiti infatti è quello di risiedere per 10 anni consecutivi sul territorio nazionale. L'inchiesta nasce da alcuni accertamenti svolti sul registro degli italiani residenti all'estero che, sempre secondo l'accusa, avrebbero però presentato false dichiarazioni per beneficiare della carta. Adesso la politica, parliamo di elezioni, ballottaggio a Favara, Porto Empedocle, Canicattì. In tutti e 3 i comuni concorre un Di Mauriano. Il nostro direttore Arturo Cantella ne ha parlato proprio con il vicepresidente vicario dell'Assemblea regionale siciliana, Roberto Di Mauro. Vediamo. Onorevole Roberto Di Mauro, vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana, ecco, a una settimana dal voto facciamo un po' un commento di ciò che è stato il dato elettorale a Canicattì, a Favara e a Porto Empedocle, le città in cui si andrà al ballottaggio. Ma intanto registro un risultato positivo in termini complessivi per quanto riguarda il centrodestra. Ci sono numeri molto significativi a Favara, le liste che comunque sono collegate al governo Musumeci e che a Favara sono andate divisi, si registra circa l'85% dei consensi. Stessa cosa a Porto Empedocle, dove si raggiunge addirittura il 94% perché non c'erano liste di sinistra, e infine a Canicattì, tolto all'alleanza, alla coalizione con il candidato sindaco di Ventura uscente, che raggiunge circa il 30%, il resto sono tutte formazioni politiche che appartengono al centrodestra. Questo come ragionamento di carattere generale. Vi è da aggiungere che poi i risultati in alcune parti sono stati negativi per il semplice fatto che il centrodestra spaccato ha raggiunto numeri apprezzabili, come per esempio quello di Favara al 35%, ma il candidato del centrosinistra ha raggiunto il 37% e a Porto Empedocle invece il risultato è diciamo abbastanza consolidato, perché il candidato Iacono ottiene appena l'1% in meno, mentre l'altro candidato del centrodestra ha un consenso su di sé per almeno il 18%. Quindi Canicattì a sua volta al ballottaggio sono 2 candidati civici
che faranno una battaglia. Qualcuno ha guadagnato punti, come per esempio il candidato Chabarrà, mentre c'è chi ha perso almeno 5 punti come il candidato Corbo. Quindi tutto è in discussione, quindi c'è una battaglia abbastanza serrata in quest'ultima settimana. Oggi verranno presentate le liste degli assessori, domani, anzi lunedì, verrà formalizzato l'apparentamento e credo che proprio da lunedì comincerà l'ennesima parte finale della campagna elettorale che dovrebbe portare ad ottenere, per quanto riguarda il centrodestra, buoni risultati. Ecco, molti si chiedono perché il centrodestra va spaccato quando invece unitariamente supera ampiamente il 50%. Cos'è il malessere che esiste all'interno del governo Musumeci con diverse anime, cosa che diciamo si sta prospettando, si può prospettare anche in vista delle prossime elezioni regionali, onorevole? Ma guardi, un conto è la questione regionale, laddove c'è una forte sollecitazione da parte di tutti, compreso noi, al Presidente Musumeci affinché si costituisca un tavolo, una regia unica per le cose da fare in questo scorcio di fine legislatura, che comunque assegna temi importanti come l'utilizzo delle risorse che il PNRR invierà alla Regione siciliana per l'acqua, non essendo soggetti unici in tutta la Sicilia, impone grosse difficoltà in ordine all'eventuale spesa, così come a cascata poi c'è il problema delle fognature, quindi siamo in infrazione, così come del resto c'è un problema anche che riguarda una programmazione nel tema dell'energia, per non parlare poi della sanità, eccetera. Sono temi importanti che andrebbero affrontati in un tavolo di concertazione non solo con le forze politiche che sostengono il governo Musumeci, ma anche il sindacato. Diciamo, in questa fase ancora l'esistenza del Presidente Musumeci a discutere con tutti e di tutto pone certamente qualche fibrillazione al Parlamento siciliano. Relativamente ad Agrigento ci sono difficoltà relazionali tra colleghi e questo determina una spaccatura. Non c'entra niente tutto ciò che succede a livello regionale. C'è qui in realtà un centrodestra ad Agrigento forte, autorevole in termini elettorali, lo vedrete anche con le prossime elezioni regionali, però sul piano così delle relazioni, questo è il vero tema, ci sono difficoltà e ciò determina spesso in ogni comune delle spaccature. La Lega che vuole, con Minardo, vuole la candidatura al Presidente della Regione, Musumeci che vuole riconfermare, il vostro punto di vista? Ma intanto devo dire che Musumeci è un candidato uscente, ha un suo appeal, ha una sua attività composta in essere, c'è qualcosa da correggere, l'ho detto poco fa, lo ripeto, e pone la sua candidatura. Forse è troppo presto per porre in questo momento una scelta di campo, perché come spesso avviene questo succederà, ma 6 mesi, 4 mesi prima della indicazione della campagna elettorale. Relativamente invece a tutto il tema che riguarda, mi permetto di dire, la Lega, c'è una richiesta di un partito nazionale che la forma, è una richiesta legittima, vedremo se poi il tavolo politico che si costituirà e che certamente si indirizzerà verso una candidatura che sia comprensiva di tutte le esigenze politiche e soprattutto di un programma che ci permette di poter affrontare adeguatamente i nodi e i problemi che riguardano la Sicilia. Anche Miccichè ha detto che Forza Italia, insomma, avrebbe un suo candidato e che, insomma, bussa anche alla porta di una prossima candidatura. Forza Italia è il partito di maggioranza relativa nell'ambito del centrodestra, è il maggiore azionista. Una richiesta di Forza Italia, partito, ripeto, di maggioranza relativa, e che sia anche autorevole, nel senso di una scelta forte, certamente pone un tema e una riflessione da parte di tutti. Un'ultima domanda, i 3 candidati che vanno al ballottaggio, diciamo che sono punto di riferimento della sua corrente politica, onorevole? Del suo movimento, insomma. Sì, sono appartenenti al mio gruppo politico ed ripeto, sono candidati che
Adesso a Portempedocle possiamo annunciare che abbiamo l'adesione al ballottaggio della lista dell'avvocato Amel, stimato professionista agrigentino, poi dell'UDC e anche di Fratelli d'Italia. A Favara non c'erano esigenze particolari in ordine a quello che è stato questa seconda fase e quindi eventuale apparentamento. Del resto le altre forze politiche del centrodestra hanno ritenuto di stilare un documento proprio ieri sera in cui lasciano libero l'elettorato. A Canicattì le forze politiche si sono cristallizzate al primo turno, quindi vedremo cosa succederà. Noi auspichiamo di poter raggiungere risultati positivi in tutti e tre i comuni. E il candidato sindaco di Favara Giuseppe Infurna, escluso dal ballottaggio, riunisce i consiglieri comunali eletti, i candidati delle varie liste, rappresentanti di forze politiche e movimenti che lo hanno appoggiato nel progetto Orgoglio Favarese, per ringraziarli del grande impegno profuso e del risultato raggiunto. Un bel risultato nonostante non abbia portato alla vittoria. Il servizio di Giuseppe Moscato. Peppe Infurna riunisce i consiglieri comunali della sua coalizione eletti, quelli non eletti, i responsabili e i simpatizzanti di partito e di movimento per dire grazie della bella avventura. Sì, era doveroso da parte mia dire grazie a un gruppo di amici, al di là dei partiti e dei movimenti che mi hanno sostenuto, per l'affetto che in questi giorni, in questi mesi c'è stato nei miei riguardi, ma perché hanno creduto in un progetto politico e ci hanno creduto veramente, ci hanno creduto come me e poi è andata come è andata, è giusto così. Ci sono altri due competitor che ora si sfidano per la parte finale di questa campagna elettorale e io ho voluto riunirli per dire grazie, noi ci siamo stati e ci saremo perché abbiamo un gruppo consiliare che credo che farà gli interessi solo della città, che oggi non si schiera con nessuno, perché da parte mia e da parte nostra credo che sia doveroso stare da parte, perché sarà la gente a indicare chi sarà il nuovo sindaco, perché il voto popolare è sovrano e va rispettato. Da parte nostra giochetti politici non intendiamo farne. Lo abbiamo detto all'inizio che il nostro era un progetto nell'interesse del Paese, siamo coerenti e vogliamo rimanere coerenti fino alla fine. Il nostro gruppo consiliare sarà presente in Consiglio Comunale e al di là del sindaco che ci sarà appoggerà tutte quelle iniziative volte al bene del Paese. Questo è quello che intendiamo fare. Oggi ci fermiamo, domani ci saremo di nuovo, saremo presenti in città facendo la buona politica. Adesso la cronaca: detenzione abusiva, omessa denuncia e custodia di armi. E per queste ipotesi di reato a vario titolo che sono stati denunciati alla Procura di Agrigento due operai favaresi di 57 e 55 anni. La segnalazione è stata fatta dai carabinieri della Tenenza Cittadina che, coordinati dal Comando Compagnia di Agrigento, domenica sera sono intervenuti in via Lituania, dove era stata segnalata una lite. Riportata la calma, sono scattati i controlli precauzionali. Il 57enne deteneva una pistola regolarmente denunciata in un luogo però diverso dalla sua abitazione. È stata ritrovata infatti in garage, senza le dovute cautele per la custodia, e sempre all'interno del garage i militari dell'arma hanno trovato anche un pugnale di 35 cm non denunciato. Invece il cinquantenne è stato trovato in possesso di una mazza da baseball in legno di circa 100 cm e nel garage di quest'ultima è stata trovata una spada giapponese non denunciata con una lama di circa 22 centimetri. Forzano la saracinesca, si intrufolano in un ristorante del Viale della Vittoria d'Agrigento e derubano dalla cassa senza lasciare alcuna traccia ben 3.500 euro secondo quanto è stato denunciato. Non è escluso che ad agire possa essere stata anche una sola persona. La scoperta della razzia sarebbe stata fatta al momento della riapertura dell'attività di ristorazione e subito è stato lanciato l'SOS. Al viale sono accorsi i poliziotti della sezione volanti della questura che si sono occupati del sopralluogo di rito, che ha constatato il furto aggravato e della raccolta della denuncia a carico di ignoti. Sono state subito avviate le indagini. Il danno all'attività di ristorazione è risultato essere, per fortuna, per il proprietario coperto da polizza assicurativa.
Andiamo a Licata, dove 3 pescatori palermitani sono stati multati dalla Guardia di Finanza perché sorpresi a pescare di frodo oloturie nel porto licatese. I 3 sono stati sequestrati circa 80 kg di oloturie, una specie marina protetta molto apprezzata nel mercato nero, catturate utilizzando un piccolo natante d'appoggio e con l'ausilio di autorespiratori. Tale pesca ha gravi conseguenze sull'equilibrio dell'ecosistema per la funzione regolatrice che caratterizza la specie ittica. Il carcere di Barcellona Pozzo di Gotto continua a rappresentare, per la presenza di detenuti con problemi psichiatrici, quello a maggiore rischio per il personale penitenziario. Ieri è avvenuta l'ennesima aggressione, la seconda nel giro di poche settimane. Secondo quanto riferisce in una nota del sindacato di polizia penitenziaria, un detenuto di nazionalità nigeriana, già noto per la sua aggressività, ha aggredito violentemente 2 agenti con conseguenze gravissime, come hanno accertato i medici dell'ospedale dove sono stati ricoverati. Il segretario generale del sindacato, Aldo Di Giacono, ha espresso piena solidarietà e vicinanza agli agenti aggrediti e alle loro famiglie e chiede l'apertura di un tavolo di confronto. L'attuale casa circondariale di Barcellona, sorta nel 1925 come manicomio criminale, divenuta poi ospedale psichiatrico giudiziario, ha cambiato recentemente status, ma la situazione, dichiara il segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria, continua ad essere senza controllo, proprio come se lo Stato avesse deciso di scaricare al carcere ogni problema che riguarda i detenuti con malattie mentali e che hanno fatto reati anche gravissimi. Il nostro sindacato, a dimostrazione che avverte realmente il peso della funzione delicatissima a cui assolvono uomini e donne in divisa, specie nei reparti con detenuti che hanno seri problemi mentali e in molti casi sono aggressivi contro il personale, aggiunge Di Giacomo, da molto tempo conduce una campagna perché il problema psichiatrico nel carcere è da sempre sottovalutato e sottodimensionato. Gli episodi di autolesioni di detenuti con difficoltà psichiatriche sono circa 10 ogni giorno, 4 sono le aggressioni che quotidianamente i poliziotti penitenziari subiscono da detenuti con problemi psichiatrici e 2 in media sono i tentativi di suicidio che la polizia penitenziaria riesce ad evitare. Di fronte a questo orrore quotidiano non ci sono più alibi. La politica è pronta a scattare in occasione dei fatti del carcere campano o di quello toscano. Noi, prosegue la nota, continuiamo a denunciare la responsabilità e a richiedere l'apertura di un tavolo di confronto, oltre che con il ministro Cartabia, coinvolgendo il ministro della Salute Roberto Speranza. Ci aspettiamo inoltre programmi adeguati per formazione e aggiornamento professionale di uomini e donne in divisa impegnati in carceri problematici come questo siciliano, che nelle intenzioni del governo dovrebbe aiutare a far sì che la pena sia finalizzata al recupero sociale del detenuto come prevede la Costituzione e non sia fine a se stessa. Sappiamo bene che riaffermare la presenza dello Stato in carcere, conclude Di Giacomo, non è facile perché c'è la necessità di resettare tutta l'attività dei vari ministri di grazia e giustizia che si sono succeduti in tanti anni. Gli effetti di decenni di sottovalutazioni, provvedimenti scordinati, sono tutti evidenti. 1 milione di euro del Fondo Sviluppo e Coesione della Regione per il completamento dell'indagine archeologica del Teatro Ellenistico di Agrigento e l'apertura dell'area di visita principale della Collina dei Templi e del quartiere ellenistico. Lo ha deciso la Giunta regionale su proposta dell'assessore Alberto Samonà. Il nostro direttore Arturo Cantella. Riprendono gli scavi archeologici alla Valle dei Templi di Agrigento. A comunicarlo l'assessore ai beni culturali regionali Alberto Samonà, che in concerto con la giunta regionale afferma come l'assessorato ai beni culturali e dell'identità siciliana continua a investire negli scavi per la ricerca archeologica e finanzia con 1 milione di euro del Fondo di Sviluppo e Coesione il completamento dell'indagine archeologica del Teatro Ellenistico di Agrigento e l'apertura dell'area di visita principale della Collina dei Templi e del quartiere ellenistico. L'edificio teatrale, la cui costruzione allo stato attuale delle ricerche è databile tra la fine del III e il II secolo a.C., rappresenta uno dei tasselli più significativi del complessivo processo di monumentalizzazione dello spazio pubblico durante l'avanzata età ellenistica. La sua imponente struttura, che chiudeva la piazza L'Agorà sul lato sud-orientale, disegnando uno scenografico prospetto verso la valle, è emessa nel corso delle ricerche effettuate nell'area centrale della città antica, in quello spazio che comprende il cosiddetto quartiere ellenistico romano.
La scoperta del Grande Teatro, oltre ad arricchire significativamente le conoscenze dell'archeologia agrigentina, apre straordinarie possibilità di valorizzazione di tutta l'area di Poggio San Nicola. Portare quindi alla luce l'antico teatro di Akragas, che si configura come una delle grandi scoperte degli ultimi anni, potrà dar vita a un incremento delle visite, dei flussi turistici, accanto a quello già ben consolidato con l'attuale offerta della Valle dei Templi. Il progetto mira alla prosecuzione dello scavo dell'edificio teatrale, prevede un'indagine geognostica dell'area in cui presumibilmente dovevano svilupparsi l'orchestra e la scena dell'edificio teatrale, oltre che nell'area immediatamente a est del teatro. Verranno anche ristrutturati i reperti e le strutture messe in luce con lo scavo e definiti i percorsi e i pannelli descrittivi. I dati prodotti saranno resi in formato adeguato all'inserimento nel GIS del parco, di cui sarà curata l'implementazione. Una selezione di tali dati sarà inoltre inserita nel web GIS ai fini della diffusione e della divulgazione della conoscenza. Saranno anche garantite visite a cantiere aperto con finalità didattico-educative al fine di creare un rapporto di collaborazione con la comunità che vive sul territorio di cui il parco archeologico è parte significativa e integrante. Le fasi del cantiere e gli sviluppi della ricerca saranno altresì documentati attraverso un apposito sito web del cantiere, nel quale saranno disponibili continui aggiornamenti sull'avanzamento della ricerca. Si svolgerà il prossimo 21 ottobre il seminario sul tema Ingegneria o follia, nuove frontiere per le metodologie didattiche e tecnologiche. Presenti il presidente dell'Ordine degli Ingegneri Achille Furioso, il senatore Barbara Floridia, sottosegretario e l'ingegnere palermitano Leonardo Durante. L'argomento che verrà affrontato nel corso dei lavori è nuove frontiere per le metodologie didattiche e tecnologiche. L'evento si svolgerà a partire dalle 16:15 nella sede dell'Ordine degli Ingegneri in via Gaglio ad Agrigento. Alle 17 è prevista una tavola rotonda con la formula Questions and Answers, con cui prenderanno parte altri importanti ospiti. Rotary, Lions, Kivanis e Soroptimist firmano un patto d'amicizia per servire un protocollo d'intesa dei 4 club internazionali firmato ad Enna. I dettagli con il nostro direttore Arturo Cantella. Firmato a Enna recentemente il patto di amicizia tra 4 club service internazionali dediti al servizio per gli altri. Francesco Cirillo, nella qualità di governatore del distretto 108 YB Sicilia del Lions Club International, Cristiana Sante Pocoroba, assistente del governatore del distretto del Rotary, Paolo Lodato, luogotenente governatore della divisione 5 del Kivanis Club, e Tiziana Campisi, presidente del club Soroptimis di Enna, hanno sottoscritto un accordo con l'intento di promuovere la fattiva ed efficace collaborazione tra i club per azioni congiunte e durature nel tempo, al fine di individuare i bisogni del territorio, delle comunità, svolgere servizi congiunti che promuovano con nuove opportunità e mirate strategie l'efficienza di alti valori nel commercio, nell'industria, nelle professioni, nelle attività pubbliche e private, puntando principalmente a una collaborazione efficace e solidaria al fine di attenuare, risolvere e sconfiggere i problemi delle persone e migliorare la qualità della vita delle comunità, dare aiuto a chi ha bisogno, fornire servizio umanitario e contributi di impatto globale. Il patto di amicizia è stato sottoscritto in occasione della giornata della Celebrate Community, un'iniziativa congiunta delle 4 principali organizzazioni di volontariato, lanciata quest'anno con un focus sul servizio alla comunità locale durante la settimana dal 10 al 16 ottobre. Lions, Rotary, Soroptimist e Kivanis già dall'inizio della pandemia hanno condiviso delle idee su future collaborazioni. Questo primo sforzo pubblico incoraggia i club a mettersi in contatto l'uno con l'altro per lavorare insieme su progetti che migliorano e apportano benefici alle comunità locali. Settimana dell'alimentazione all'Istituto Montalcini di Agrigento, diretto da Luigi Costanza. Vediamo.
progetti a chilometro zero offrono maggiori garanzie di freschezza proprio per l'assenza quasi di trasporto e di passaggio. Inoltre con questa scelta di consumo si valorizza la produzione locale e si recupera il legame con il territorio, imparando a conoscere sapori tipici e tradizioni gastronomiche. Più sviluppate del pianeta consumano più cibo di quanto necessitano e molti tipi di alimentazioni sono ricchi di prodotti alimentari di origine animale che incidono negativamente sull'ambiente. Per garantire cibo a sufficienza per le generazioni future e al tempo stesso minimizzare l'impatto ambientale è necessario passare a produzioni alimentari più sostenibili e cambiare le nostre abitudini a tavola. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Ci spostiamo a Castel di Tusa che si conferma centro di arte e cultura. I dettagli nel servizio. Rilanciare la cultura, uno dei settori più colpiti a causa della pandemia. Con questo obiettivo il cantiere cultura di Italia Viva ha organizzato all'Atelier sul Mare a Castel di Tusa un interessante convegno dal titolo Mecenatismo fra pubblico e privato. All'incontro hanno preso parte, oltre ai rappresentanti di Italia Viva, tanti esponenti del mondo culturale siciliano e italiano, tra questi il mecenate Antonio Presti, ideatore della Fiumara d'Arte, il museo d'arte contemporanea all'aperto tra i più grandi d'Europa. La giornata si è conclusa con una visita alla piramide del 38° parallelo, una delle opere volute dal mecenate Antonio Presti, e dove ogni anno si celebra il solstizio d'estate. Il valore è sempre la differenza, e quando la differenza trova nella conoscenza soprattutto come bene comune di una comunità. Io ho lavorato da più di 40 anni per la gente del mio territorio, l'ho fatto per 2 o 3 generazioni. Magari le prime generazioni sono state un po' così negative, anche non comprendevano, perché l'ignoranza non è essere ignoranti, ignoranza è ignorare. Allora c'è stato un momento di quell'ignorare un lavoro e anche un messaggio importante per il territorio che ora dopo 40 anni, nella sua valore di differenza e anche di solitudine, manifesta quella politica di identità culturale, soprattutto per i giovani. I giovani quando pensano di andarsene dai territori per abbandonare, io col mio piccolo contributo che ho potuto fare ho testimoniato soprattutto per i giovani di non andarsene da questi territori. C'è una Fiumara d'Arte, c'è un indotto turistico, culturale, ci può essere un futuro anche di un volano che per chi si vuole industriare e non vuole essere soltanto assistito può trovare anche in questi registri un senso di futuro. Il mio impegno continua, adesso continua soprattutto a Mistretta nella nuova stanza di Barcadoro che vorremmo riaprire al pubblico. Mi fa piacere anche come augurio col nuovo sindaco costruire per la comunità di Mistretta, soprattutto per i giovani che vengono da un passato un po' anomalo, abbiamo avuto anni di crisi e soprattutto c'è stata una mistificazione di identità della comunità. La città di Mistretta e i suoi cittadini sono figli della bellezza e allora bisogna restituire anche a livello di promozione che Mistretta è bellezza, gli abitanti e i giovani di Mistretta sono la bellezza. Questo deve corrispondere non solo a un impegno pragmatico dell'istituzione, ma anche a un impegno civile che io come Fiumara d'Arte mi sento di dedicare, di donare alla comunità di Mistretta, perché i prossimi 2 anni le attività principali della Fiumara saranno dedicate soprattutto ed esclusivamente alla comunità di Mistretta, proprio perché in questi anni c'è stata una necessità e io come artista col cuore a tamburo di bellezza, a prescindere di qualunque discussione, io sono per adesso con il cuore alla comunità e ai giovani di Mistretta. Bisogna ripartire anche nel settore della cultura, del teatro, della musica, del cinema,
dell'arte, perché la pandemia ha fatto tanti danni soprattutto negli ambiti culturali e dell'istruzione. Lì bisogna agire con più determinazione. E poi qui, a prescindere dalla pandemia, in Sicilia non si è valorizzato per nulla l'ambito culturale. Molto spesso iniziative come quelle ad esempio di Presti, che ci ha ospitato oggi, sono nate contro le istituzioni e sono state sanate successivamente. Noi dovremmo non solo non farle nascere contro, ma sostenerle per far sviluppare il settore della cultura. In Sicilia non sempre è stato possibile, credo che debba diventare invece una prassi. Siamo allo sport, calcio eccellenza. Domani l'Acragas affronterà il Monreale sul campo neutro di Partanna Mondello. I biancazzurri, per raggiungere la vetta della classifica, seppur condivisa, dovranno vincere. Carmelo Lentini. Occasionissima per l'Acragas per guadagnare la vetta della classifica, pur se in condominio con i cugini del Canicattì e la sorprendente Mazzarese. Sul sabbioso rettangolo di gioco di Partanna Mondello, campo neutro di Monreale Acragas. La compagine biancazzurra dovrà fare di tutto per sfruttare al massimo questa ghiottissima occasione. Di contro un avversario che ha racimolato un paio di punti in 5 giornate e conta su un organico giovane e di prospettiva guidato dal 45enne Cardinale, che ancora trova la passione di scendere in campo. L'Acragas a questo appuntamento si presenta da imbattuta, infatti non è sconfitta quella subita sul campo e della Nissa, ma a tavolino, e mister Giuseppe Anastasi può contare su un organico completo rafforzato dagli ultimi arrivi, tra i quali l'esperto attaccante Antonio Silvano, che potrebbe esordire nei 90 minuti. Rispetto a domenica scorsa, poi però la gara, che è stata rinviata per impraticabilità dello stadio Ribolla, cambia l'arbitro. Infatti arriva da Legnano il signor Stefano Re de Paolini, mentre sono confermati i giudici di linea, e cioè Alessandro Rallo di Marsala e di Roberto Cusimano di Palermo. Ed ora spazio alle interviste con i calciatori biancazzurri, l'argentino Paolo Piuca e Alfonso Cipolla. Dobbiamo essere concentrati su ogni pallone già direttamente dal primo minuto, quindi andiamo lì a fare la partita nostra con cattiveria e portare questi 3 punti che servono tantissimo. Fisicamente, mentalmente, come è arrivata questa partita? Fisicamente oggi ci siamo allenati di nuovo veramente bene, mentalmente siamo tutti tranquilli, senza pensieri, quindi solo a pensare a questa partita. Dove può arrivare secondo te l'Acragas? Noi andiamo partita dopo partita, quindi per il momento andiamo questa partita di mercoledì a portare i 3 punti e ogni partita sarà così. Come ti trovi all'Acragas? Hai firmato quest'estate per i biancoazzurri, sei uno dei punti di riferimento di mister Anastasi. Bene, la verità è che è una piazza bella calda, bene, i tifosi ci fanno sentire ogni partita che giochiamo in casa, anche quando andiamo in trasferta, quindi per ora mi sto trovando troppo bene. Alfonso Cipolla, mercoledì l'Acragas affronterà in trasferta sul campo di Partanna Mondello il Monreale per il recupero della 6ª giornata di andata. Che gara dovremmo aspettarci? È una gara abbastanza tosta, loro sono un'ottima squadra, prendono anche pochi gol, ho notato, e hanno alcuni giocatori di esperienza, molta esperienza, quindi abituati a gestire determinate situazioni. Tra l'altro giochiamo nel campo in sabbia, quindi andiamo a cambiare il nostro terreno di gioco, però spero che non sia un problema, perché comunque dobbiamo battagliare lo stesso, quindi siamo pronti. Un Acragas che sta attraversando un ottimo stato di forma. Sì, stiamo raccogliendo dei buoni risultati, la squadra sta crescendo. Con il passare delle settimane stiamo incamerando quello che ci chiede il mister, ci stiamo conoscendo sempre di più. Sì, sono molto ottimista e positivo per il proseguo della stagione. In caso di vittoria contro il Monreale, l'Acragas balzerebbe al comando della classifica dell'eccellenza. Ci pensate a questo traguardo? Ma noi pensiamo partita dopo partita, perché comunque prima di balzare in testa alla classifica c'è il Monreale.
non vincendo con il Monreale sicuramente non andremo prima in classifica, quindi noi pensiamo partita dopo partita e poi sono abituato a fare i conti sempre alla fine. Ancora calcio, Serie D, girone I, poker del Licata che vince 4-0 contro Portici. Giuseppe Cellura. Non c'è storia tra Licata e Portici, i gialloblu di Romano riscattano il passo falso di Lamezia Terme, asfaltano con un netto 4-0 l'ex capolista Portici e salgono a quota 10 in classifica. Festeggia alla fine il Liotta finalmente riaperto al pubblico. Romano lancia dal primo minuto Samaché e la scelta si rivela vincente con il Maliano, autore della doppietta spacca partita. La cronaca, al terzo Castagna rientra e conclude sul primo palo chiamando alla parata centrale Truppo che blocca senza affanni. Portici pericolosissimo all'ottavo con Manfrellotti che di testa sfiora il palo su una conclusione deviata che mette i brividi a Truppo. Altra situazione pericolosa in area gialloblu al 21esimo con Calaiò costretto ad un affannoso salvataggio volante di testa. Al primo tentativo il Licata passa, percussione centrale di Candiano, verticalizzazione centrale per Samaché che anticipa l'uscita di Della Valle e lo supera con un tocco beffardo tra le gambe del portiere. Samaché, grande protagonista di questa fase di gioco. Il centravanti maliano trova anche il raddoppio poco dopo la mezz'ora, indirizzando il match a favore dei padroni di casa. Cross dalla destra di Minacori, Samaché controlla e di precisione infila Della Valle. Licata meritatamente in vantaggio all'intervallo grazie all'1-2 targato Samaché a cavallo della mezz'ora. Sarnataro lascia negli spogliatoi l'evanescente Stallone mandando in campo al suo posto Marino. Prima occasione della ripresa di marca ospite, Calvanese prova il destro dalla grande distanza ma trova la parata di Truppo. Sul capovolgimento di fronte e il minuto 8 il Licata cala il tris con Minacori che lanciato nello spazio da Samaché trova il diagonale stretto vincente suggellando una grossa prestazione. Orlando su azione d'angolo all'ora di gioco sfiora il poker con uno stacco che si perde largo. Portici pericolosissimo al 62esimo quando Riccio di testa chiama alla parata plastica Truppo che si fa trovare pronto a deviare sulla sua sinistra. Pronta replica gialloblu 60 secondi più tardi con un gran destro di controbalzo dal limite di Caccetta che decolla di poco a lato. Alla mezz'ora il Licata serve il poker, uscita errata di Della Valle sugli sviluppi di un corner e il più lesto ad avventarsi sul pallone vagante Cappello che da 2 passi deposita in rete il 4-0. Vittoria senza appello per un Licata brillantissimo e decisamente nella sua miglior versione stagionale. Scuola di mountain bike nella Valle dei Templi di Agrigento. Domenica scorsa una manifestazione che ha coinvolto circa 300 bambini dai 3 ai 12 anni. Il servizio di Gerlando D'Aleo. Vediamo. Giornata di feste e di sport nella Valle dei Templi, nella scuola di ciclismo della Racing Team. Siamo con il direttore tecnico Totò D'Andrea, parte la giornata bellissima, però davvero una grande giornata di festa e di sport. Sì, questa è la quinta prova della Coppa Sicilia Giovanissime, è un campionato regionale. Abbiamo inserito pure i bimbi in balance che sarebbero i piccoli dai 4 a salire, quindi abbiamo fatto pure, oltre che con la federazione, con l'US Acri. Qua oggi la quinta prova ci sono stati tanti iscritti, considerate che solitamente ci sono 150-160 iscritti, qua ne abbiamo avuto 300, quindi questo fa capire che noi stiamo lavorando bene, abbiamo e stiamo continuando a lavorare bene. La location, è inutile che lo dica io, è una delle location, è una delle scuole migliori che c'è in Sicilia come location, non come istruttore e così, perché le altre sono pure delle belle scuole. E quindi ci hanno tutti onorato della loro presenza. Stiamo correndo con la categoria attualmente G4, poi ci saranno la G5 e G6 e niente, poi la premiazione e poi le gare continueranno con il 24 siamo a Ragusa e il 31 siamo a Messina. È davvero impressionante la presenza di squadre, di famiglie al seguito, genitori, parenti, è davvero quello che ogni sportivo desidera proprio vedere. Sì, per noi questa è una grande vittoria perché da
2 anni ormai che siamo fermi, anche se abbiamo fatto una gara nazionale sempre nella Valle dei Templi, dove sono venuti tutti i comitati regionali italiani. Quella era una gara a carattere nazionale, quindi era stata anche zona rossa, era stata autorizzata. Però c'è voglia di stare all'aperto, di vivere, di fare sport, e noi, tutte le associazioni che partecipano a questo campionato, ci impegniamo giornalmente affinché tanti ragazzini si avvicinano a questo meraviglioso sport. Che dire, tutti quelli, gli agrigentini che vogliono provare, possono venire tutti i martedì e giovedì a provare, a vedere, e noi siamo ben lieti di accoglierli nella nostra scuola di ciclismo. Antonella Attanasio, presidente CONI Agrigento, che giornata di festa oggi, Antonella? Sì, l'ho detto poco fa, dopo 2 anni questa è la prima manifestazione che vedo veramente con tanto pubblico, certo, maggior parte ai genitori, ed è lo sport che riparte anche nelle manifestazioni giovanili, perché noi sappiamo che quello ad alto livello agonistico non si è fermato quasi completamente, ma questi sono stati, voglio dire, i ragazzi giovani sono stati quelli più penalizzati da questa pandemia, perché per loro si è chiuso tutto, si è chiusa tutta, diciamo, l'ambiente di socialità, la scuola, lo sport, stare con gli amici, e oggi veramente è una giornata bellissima. Spero che questa emergenza, che dovrebbe finire il 31 dicembre, veramente finisca, e che quindi possiamo tornare alla normalità e lo sport possa riprendere a tempo pieno. Una bellissima giornata all'insegna dello sport promozionale, che è quello che noi teniamo più degli altri, è la promozione dello sport che puntiamo, e oggi la giornata è proprio adatta, perché questo sport è lo sport dei bambini, è lo sport del rilancio dopo Covid, perché sono loro il futuro della nostra nazione, il futuro dei nostri campioni. La nostra promozione è proprio di incentivare questo sport partendo dai bambini, ma coinvolgendo anche le tante famiglie. Io devo ringraziare anche Totò, perché mi coinvolge in questa grande manifestazione. Puntualmente siamo sia con i bambini sia con i grandi, ma oggi è la ripartenza dopo il Covid, e questo ci dà tanta speranza anche per gli altri sport. Naturalmente in questo bellissimo parco vicino alla Valle dei Templi esprimiamo il meglio con la mountain bike, e mi auguro di rivederci nel futuro, perché il nostro compito è quello di promuovere sempre lo sport. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.